Ben trovati cari amici all'ascolto e in visione di questa vostra terza pagina, l'Elzeviro della cultura, offerto dalla vostra emittente che vi informa. Un secondo lo dedichiamo alla manifestazione della settimana scorsa, quando l'AREA, forse la più importante associazione di radio e televisioni locali, ha portato centinaia di televisioni davanti alla sede del MISE, dello sviluppo economico, per ribadire che l'informazione locale va tutelata, quantomeno per il principio costituzionale del pluralismo, appunto, dell'informazione. Detto questo e dato onore al presidente Antonio Diomede, passiamo a quella che è la vostra terza pagina, il vostro appuntamento di oggi. E appunto per questo appuntamento saremo al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, gentilmente messoci a disposizione dall'allora nuova amministrazione del sindaco Mario Conte e dell'assessore Lavinia Colonna Preti, due giovani amministratori dimostratisi subito molto sensibili alla cultura. Noi particolarmente tenevamo a portare in uno dei 29 teatri di tradizione italiani sia la nostra filarmonica che il giovane violinista veneto Paolo Tagliamento, un talento del quale sentiremo molto parlare. Si è diplomato al Conservatorio di Milano nel 2013 all'età di 15 anni con la lode, la menzione d'onore, e un anno dopo si è trasferito a Madrid per studiare presso la prestigiosa Scuola Superiore di Musica della Regina Sofia di Spagna, sotto l'egida di Anna Ciumachenko, considerata al vertice dell'Olimpo dei più grandi professori e violinisti del mondo, e pupilla ed erede della scuola violinistica, tra gli altri, di Hugh Menuhin, leggenda del violino del secolo scorso. Nel 2017 Anna Ciumachenko ha portato Paolo a studiare con sé presso la prestigiosa Università per la Musica e il Teatro di Monaco di Baviera ovviamente, dove essa risiede, una delle più prestigiose istituzioni musicali d'Europa e del mondo. È proprio nel concerto di Brahms per violino e orchestra, opera 77, colonna portante del repertorio violinistico romantico, che Paolo Tagliamento interpreta ed esprime al meglio la grande tradizione musicale tedesca, nella quale egli respira nella vita di tutti i giorni e nella quale egli ha compiuto la sua formazione in questi ultimi anni. Le armonie d'oltralpe di questo grande compositore, Brahms, ci portano in una dimensione di grandezza e di forza come le grandi vette austriache, dove risuonano i corni alpini. Particolarmente famoso il tema sublime affidato all'oboe all'inizio del secondo movimento, nostalgico e quasi celestiale. Di Johann Brahms, il concerto in re maggiore, opera 77, solista appunto Paolo Tagliamento, e a seguire di Felix Mendelssohn Bartholdy, la sinfonia numero 4 in la maggiore, detta l'italiana. Dirige un altro nostro grande talento, Massimo Raccanelli, giovane, grande direttore, ma anche grande violoncellista. Che altro dire se non buon ascolto?
di Johann Sebastian Bach, Sarabanda.
Ebbene, mi pare sia stato un bel concerto. Speriamo di avervi data soddisfazione. Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il concerto in Re maggiore, opera 77, solista Paolo Tagliamento, e di Felix Mendelssohn Bartholdy la Sinfonia numero 4 in La maggiore, detta l'italiana. Un grande direttore, un bravissimo ragazzo, è un giovane talento, oltre che grande direttore, perché è il caso di dirlo, anche un grande violoncellista. Speriamo di aver fatto bene il nostro lavoro proponendovi questa terza pagina. È probabile che si possa anche sospendere per un paio di mesi, i mesi estivi, le ferie pongono qualche quesito, vediamo che cosa possiamo fare, ci metteremo d'accordo appunto con i vostri editori. Per intanto grazie e a risentirci al prossimo appuntamento.